Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Si sono vissuti attimi di forte tensione nel centro di accoglienza per immigrati ad Acqua Formosa. Un giovane nigeriano ha tenuto in ostaggio 2 operatrici. Ci racconta tutto nel servizio Gianluca Pasqua. Ad Acqua Formosa, cittadini e immigrati vivono in perfetta armonia. 8 famiglie e una trentina di altre persone di diverse nazionalità abitano nelle case del piccolo centro Arbresh grazie al progetto SPRAR, mentre 8 minori non accompagnati sono ospitati nel centro. Un idillio bruscamente interrotto ieri, quando un nigeriano di 48 anni ha fatto irruzione nella sede dell'associazione Don Vincenzo Matrangolo. Una delle operatrici che ha vissuto i momenti di tensione ci racconta quanto avvenuto. Eravamo tutti a lavorare su, al piano di sopra, e abbiamo sentito sbattere la porta, poi lui è comunque salito, ha detto io voglio parlare con i carabinieri e se no qui non uscite. Oggi non andate a casa, quindi poi abbiamo chiamato i carabinieri che sono comunque intervenuti, siamo stati dentro per un po' di tempo e poi all'arrivo dei carabinieri comunque l'hanno accompagnato fuori. E qui in piazza Matrangolo che si è svolto l'atto finale della mattinata concitata ad Acqua Formosa, e qui in questa piazza che i carabinieri hanno bloccato il nigeriano di 48 anni per poi portarlo nel carcere di Castrovillari. Ci sono stati un po' di agitazione un po' per tutti perché il soggetto era agitato a fasi alterne, c'era la moglie, c'era la bambina che teneva comunque legata dietro. I carabinieri hanno fatto comunque il loro dovere, hanno avuto un attimino l'hanno invitato, ecco, ad entrare in macchina per portarlo in caserma. Lui si è rifiutato e quindi poi l'hanno comunque preso, gli hanno messo le manette. E la moglie, insomma, si sa, magari cercava di difenderlo in tutti i modi, si è stesa a terra, non voleva far passare la macchina. Non è stato violento nei nostri confronti. E un po' la paura sì, viene sempre quando senti gridare, senti qualcuno che comunque dice ora non te ne vai a casa, non sei libero di uscire, hai la porta sbarrata, è normale che un po' di paura c'è, insomma. Oggi, presso il Tribunale di Castrovillari, il processo per direttissima. Più lieve la posizione della donna, accusata di resistenza a pubblico ufficiale in stato di gravidanza. L'uomo, da 3 mesi ormai fuori dal progetto SPRAR e comunque aiutato dall'associazione amministrazione comunale, rischia l'espulsione. Gli altri immigrati e i cittadini stessi sperano che questo episodio isolato non macchi un'esperienza positiva di accoglienza e integrazione. Danny, da 7 anni ad Acqua Formosa, con un lavoro e una famiglia, si sente uno del paese. Acqua Formosa sono un paese tranquillo. Noi piace Acqua Formosa così noi stare qui. È come il nostro paese. Se qui non è un paese tranquillo non posso stare qui.